A Rocca Pendice sui Colli Euganei, a Teolo, si possono trovare a 300 metri di altezza i ruderi del castello di Speronella. Si trattava del fortalizio che più a lungo mantenne la sua funzione militare sui Colli Euganei e uno dei pochi castelli europei eretti per volontà di uomini liberi, i cosiddetti comitati. Il Castrum Pendice rappresentava la roccaforte di difesa del territorio di proprietà dell'Episcopato di Padova rispetto a quello dei conti di Castelnovo. Non si conoscono esattamente le origini del castello di Speronella. I primi documenti che ne attestano la presenza indicano che nell'XI secolo spettava al vescovo di Padova. Nel 1320 venne attaccato dalle truppe veronesi di Cangrande dalla Scala, ma riuscì a resistere all'assedio confermando la sua fama di fortezza inespugnabile. Fu poi consegnato ai carraresi che lo utilizzarono come prigione fino al 405. Nel 600 divenne poi casa di villeggiatura della famiglia dell'orologio e infine abbandonato definitivamente.